Il quinto derby piemontese tra Novara e Chieri, valido per la terza giornata di ritorno, si è chiuso con un rotondo 3-0 in favore delle ragazze di Lavarini. Una partita in cui non sono mancati gli alti e bassi per entrambe le formazioni, pur non compromettendo la pratica in favore delle azzurre. Il primo set era cominciato nel migliore dei modi per Novara, solida in fase break e brava a portarsi anche a +6 di vantaggio. Poi la lenta risalita di Chieri con la parità 18-18 con un muro su Smažek, senza che Novara perda però il filo del gioco. È proprio la polacca a chiudere le contese 25-22 bloccando un attacco delle chieresi. Ecco però la riscossa bianco-blu nel secondo parziale, con le ragazze di Bregoli che partono con il piede sull'acceleratore. Lavarini si gioca la carta Dalderop, che effettivamente permette a Novara di ricucire il gap e trovare la parità sempre sul 18-18 con Caterina Bosetti. Nella fase decisiva del parziale, ecco che qualche errore di troppo di Chieri spiana la strada a Novara, poi decisa e concreta a chiudere 26-24. Anche la terza frazione è molto combattuta fino al 13-13, quando l'ingresso di Herboz al posto di Dalderop trascina Novara al +4 di vantaggio. È uno strappo decisivo per le sorti del match e del parziale, che si conclude 25-21 per le azzurre che replicano così il 3-0 della gara d'andata.